Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Crisi idrica in Sicilia, Messina a secco per la riparazione di un tratto dell'acquedotto, a Gela per un guasto alla condotta migliaia di metri cubi d'acqua finiscono nei campi, ad Agrigento sit-in in comune presidio degli agricoltori. Dopo la pioggia oleosa della scorsa settimana, nuovo guasto all'ISAB di Priolo, sottoposta a procedimento penale per reati ambientali. Torna l'allarme nella popolazione della zona. Il sindaco chiede chiarezza. La Regione chiede il licenziamento del medico radiato in Inghilterra per molestie sessuali. La richiesta arriva dopo la scoperta dei trascorsi del cardiochirurgo De Rita in servizio al Civico di Palermo. A Palermo il ricordo del generale Dalla Chiesa, ucciso 42 anni fa dalla mafia con la moglie Emanuele e l'agente di polizia russo. L'omaggio del ministro dell'Interno Piantedosi. Scuola stangata per le famiglie, ad incidere soprattutto la spesa sui libri di testo, e nello zaino dei liceali va scomparendo il caro diario. Giusy Buscemi e Fioretta Mari, stelle del Festival del Cinema d'Agrigento, una rassegna di incontri, proiezioni e dibattiti sui film e i loro rapporti con la letteratura. Calcio, il Catania vince e convince all'esordio al Massimino, primo tempo quasi perfetto contro il Benevento. I rossazzurri dimostrano di essere un gruppo e chiariscono il loro ruolo in questo campionato. Bentrovati, l'apertura del nostro telegiornale è dedicata ancora una volta alla crisi idrica. Messina è a secco da sud a nord per la riparazione della condotta dell'acquedotto di Fiumefreddo. Scattato il piano di emergenza, 14 i mezzi in azione per distribuire l'acqua ai cittadini. Francesco Triolo. Almeno 2 giorni senza acqua per Messina, si preannunciano 48 ore di passione sul fronte dell'emergenza idrica. Questa mattina alle 7 infatti è stata chiusa la condotta Fiumefreddo che serve la città, una chiusura necessaria per consentire la riparazione di un tratto della tubazione, così da recuperare quella falla che all'altezza di Santa Margherita sottrae circa 7 litri di acqua a secondo. 4 i punti dove è necessario intervenire per rendere tubazioni più efficienti e più in sicurezza dalle fragilità del terreno. Uno stop che interessa tutta la città da sud a nord e che durerà almeno sino a giovedì, quando si ipotizza possa tornare l'acqua nelle condotte. Lo stop all'erogazione dell'acqua interessa una vasta porzione del territorio cittadino. Le aree che saranno interessate vanno da Tremestieri a Mortelle, compresi i villaggi rivieraschi e collinari della zona centro-nord della città. Scattato di buon'ora il piano di emergenza previsto dal Comune e coordinato dalla Protezione Civile. In campo ci sono 14 mezzi tra autobotti e moduli antincendio per rispondere alle esigenze dei cittadini, 4 invece i punti fissi di distribuzione dell'acqua in città. La durata prevista dei lavori è di circa 12 ore, in teoria in serata, intorno alle 20. Gli interventi dei tecnici di AMAM si dovrebbero concludere, ma prima che l'acqua scorra nei rubinetti bisognerà attendere almeno fino a giovedì. Il clou del disagio è atteso per la giornata di domani, quando anche i serbatoi dei palazzi che oggi sono stati riforniti resteranno a secco. E adesso andiamo a Gela, dove un guasto nella condotta di San Leo ha causato lo sversamento di migliaia di metri cubi d'acqua nei campi. La protesta del sindaco Gerry Italia. Migliaia di metri cubi di acqua sversati nei campi della periferia nord cittadina e mezza città di nuovo a secco. In tempi di crisi idrica quello che sta vivendo Gela è un vero paradosso. Ieri la terza rottura della condotta di San Leo ha riacceso i riflettori sulle condizioni fatiscenti della rete colabrodo di Siciliacque e sui limiti della portata. Basta aumentare la pressione perché i tubi esplodano e la mancanza di valvole bypass che possano delimitare il guasto impedisce l'isolamento della perdita e obbliga i tecnici a intervenire solo dopo che l'intera condotta si sia svuotata. Uno spreco inaccettabile per una città che vede diversi quartieri a secco da giorni. Ieri il sindaco Terenziano Di Stefano si è recato sul posto per un sopralluogo e ha denunciato la situazione al prefetto. Riunioni, fiume fatte in prefettura per trovare in ogni dove un pozzo d'acqua per poi vedere questo scempio, ovvero la perdita di migliaia e migliaia di metri cubi. Abbiamo informato anche il prefetto, abbiamo informato tutte le autorità competenti di quello che è successo oggi e di quello che bisogna fare, ovvero la sostituzione integrale di questa condotta.
Ciò avviene perché la condotta è vecchia e fatiscente e quindi una maggiore portata provoca queste continue rotture. I tecnici di Siciliacque da stamattina stanno intervenendo per riparare la perdita. Una volta ripristinata l'erogazione ci vorranno almeno una decina di giorni per ritornare alla regolare distribuzione a giorni alterni. A partire dal 10 settembre invece partiranno i lavori di sostituzione dell'intera condotta, che dovrebbero terminare entro dicembre e che dovrebbero, almeno in parte, risolvere il problema. E ad Agrigento, una delle province che patisce la crisi idrica, soprattutto durante questi mesi estivi, ecco un sit-in dei cittadini davanti al comune e agricoltori in presidio nei pressi del fiume Verdura. Ci dice tutto Davide Sardo. Agrigento si raduna ancora una volta accerchiata dalla grave e perdurante crisi idrica. Piazza Pirandello dinanzi al municipio e dal mattino di oggi cornice ad oltranza di un sit-in organizzato dalla Codacons a cui partecipano i rappresentanti di alcuni comitati civici. Tutti invocano un rimedio tangibile ed efficace, ovvero un dissalatore. Ma noi siamo abbandonati, noi non beviamo da 5 mesi, dal mese di aprile che non prendiamo acqua. AICA non ne vuole sapere, il comune non ci interessa, non sappiamo più a chi rivolgerci. Abbiamo comprato una bizzeffa di autobotte di acqua, oggi le autobotte stanno scarseggiando, siamo senza acqua, dal mese di aprile che siamo senza acqua, non sappiamo più a chi rivolgersi. L'Africa che dicono che sono morti di sete invece hanno l'acqua, noi non abbiamo l'acqua. Sul mare di Salleone darebbero 40 litri per le due zone distinte di Agrigento e avremmo risolto il problema. Dici perché non lo fanno? Perché il sindaco sicuramente non ha fatto la richiesta alla protezione civile regionale che poi autorizzerà. Io non posso ogni giorno chiedere favori a parenti, amici per fare una lavatrice, per fare una doccia, cioè sto pensando pure se è il caso di farmi un biglietto aereo e spostarmi da parenti, cioè non è possibile. Ed un altro presidio spontaneo di protesta è stato organizzato agli agricoltori di 4 comuni dell'entroterra, compreso la provincia di Agrigento e Palermo, sull'argine del fiume Verdura nel territorio di Villafranca Sicula. Contestano l'ordinanza del commissario per l'emergenza idrica Dario Cartabellotta, il provvedimento autorizzando la destinazione di 70.000 metri cubi di acqua dall'invaso Gammauta all'irrigazione degli agrumeti del comprensorio di Ribera blocca ogni prelievo o attingimento dalla traversa Favara di Burgio e dalla vasca dell'impianto idroelettrico gestito dall'Enel. E adesso cambiamo argomento, parliamo di un altro tipo di pioggia di catrame e fumi neri dalla raffineria di Priolo. Il nuovo guasto all'ISAB mette in allarme la popolazione della zona. La Procura di Siracusa ha aperto, come già detto, un'inchiesta per reati ambientali. Il sindaco di Melilli vuole adesso chiarezza. Luca Ciliberti. Fumi neri e pioggia di catrame, eventi ripetuti a ridosso dell'area del petrolchimico in una zona tristemente nota come il quadrilatero della morte. Ieri pomeriggio un nuovo incidente, dalla raffineria lo chiamano tecnicamente un fuoriservizio all'unità 100 topping, quella che trasforma il petrolio grezzo in idrocarburi. Dall'ISAB fanno sapere che si è trattato di un evento imprevisto dovuto a un disservizio elettrico che ha causato l'arresto dell'unità e che ha dato vita a fenomeni di sfiaccolamento. La fiamma sulla torcia e la conseguente nube nera erano ben visibili anche a chilometri di distanza. Un nuovo imprevisto a distanza di poco meno di una settimana dall'evento che ha prodotto il fenomeno della pioggia oleosa su Città Giardino e Belvedere, frazioni di Melilli, e su Siracusa. La popolazione della zona adesso è allarmata. Tutti questi eventi a così breve distanza non si erano mai verificati. Dà fastidio perché comunque non è che si respira bell'aria pulita qua, ma qua come tante altre zone. Poi questo è l'ennesimo caso, perché qua comunque quasi tutti i giorni c'è un episodio di questo genere. Siamo preoccupati veramente. Spero che la sicurezza, la manutenzione sia sempre controllata da chi di dovere. Ci sono delle mattinate che non si respira e si fa fatica anche ad aprire le finestre da casa. Il polo petrolchimico qui è trainante, rilascia milioni di euro nelle casse delle amministrazioni comunali e in provincia di Siracusa. Il 60% del PIL è determinato dalla zona industriale con una disoccupazione di appena il 5%. Ma il silenzio accondiscendente di un'ampia parte del territorio certo non aiuta a fare chiarezza. Secondo me tutte le industrie inquinano, è chiaro, ma anzi siamo un paradiso rispetto a tanti altri posti.
Il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, adesso vuole vederci chiaro e ha chiesto un immediato e urgente incontro all'azienda, convocando il direttore generale di Goi Energy ISAB in municipio. In ballo c'è il tema della salute dei suoi concittadini, ma anche il futuro delle attività agricole e del loro indotto. Per il guasto del 26 agosto, la Procura di Siracusa ha avviato un procedimento penale per illecito amministrativo per reati di natura ambientale e ha disposto il sequestro probatorio dell'impianto, però senza fermarne l'attività al fine di non comprometterne i processi produttivi. De Rita va licenziato, fatte le opportune verifiche. L'ordine arriva dall'assessorato alla sanità dopo la scoperta che il cardiochirurgo in servizio al Civico di Palermo è indagato in Inghilterra per molestie sessuali. Laura Spanò. Il cardiochirurgo pediatrico del Civico di Palermo Fabrizio De Rita va licenziato in tronco. L'ordine è partito dall'assessorato regionale alla salute. De Rita, 43 anni, è stato radiato dalla sanità inglese per molestie sessuali nei confronti di una collega del Freeman Hospital di Newcastle. L'assessore Giovanna Volo ha chiesto al manager del Civico, Walter Messina, di eseguire tutte le verifiche necessarie prima di procedere alla risoluzione del contratto del chirurgo di origini bresciane, al quale inizialmente era stata affidata la responsabilità del nuovo reparto riaperto un anno fa sotto la guida del Policlinico privato San Donato di Milano. Il concorso di De Rita, arrivato a Palermo a giugno nel 2023, è stato annullato a febbraio scorso dal TAR Sicilia per l'illegittimità della commissione d'esame, sentenza confermata anche in appello, che però non ha impedito ai vertici del Civico di mantenere in servizio il cardiochirurgo come libero professionista. De Rita così è rimasto al timone del centro palermitano, dove ha continuato a operare come primo chirurgo. Era lui a tenere il bisturi in sala operatoria nel caso del piccolo Cristian Trapani, morto ad aprile scorso dopo 3 interventi e un calvario di 5 mesi. Sulla sua morte c'è una doppia inchiesta della Procura della Regione. Dopo l'input dell'assessorato sulla necessità di allontanare il cardiochirurgo per motivi di natura deontologica e di tutela dell'immagine, ieri al Civico i responsabili dell'ufficio legale del personale si sono incontrati per stabilire come procedere. Una vicenda che rischia di gettare ancora di più nel caos la cardiochirurgia pediatrica del Civico e la sua gestione affidata al San Donato con un appalto triennale da oltre 9 milioni di euro. 15 siriani sono stati trovati dai carabinieri all'alba sugli scogli di Linosa. Il gruppo, compresi 2 minorenni e 3 donne, ha riferito di essere partito dalla Libia con una barca di 6 metri che al momento non è stata però trovata. I 15 sono stati trasferiti a Lampedusa e un gruppo di migranti invece è sbarcato autonomamente sull'isola nella spiaggia di Cala Pisana piena di turisti. I bagnanti hanno assistito all'arrivo degli extracomunitari e una volta a terra si sono presi cura di loro offrendo acqua e cibo. A Palermo il ricordo del generale Dalla Chiesa, ucciso 42 anni fa dalla mafia assieme alla moglie e a un agente. Sentiamo. 42 anni sono passati da quel 3 settembre in cui vennero uccisi in un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo, uomo di punta nella lotta contro il terrorismo dopo l'omicidio del deputato comunista Pio La Torre e l'approvazione della legge sull'associazione a delinquere di stampo mafioso. Fu nominato prefetto di Palermo con pieni poteri. Qui è morta la speranza dei palermitani onesti, questo recitava un cartello lasciato sul luogo dell'eccidio dai cittadini di una Palermo dilaniata e insanguinata dalla guerra di mafia. Nello stesso posto, in via Isidoro Carini, questa mattina si è tenuta la consueta commemorazione alla presenza, tra gli altri, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Una lotta che deve essere ancora portata avanti in chiave moderna, secondo quelli che sono gli aspetti che adesso la mafia ha assunto, una mafia che ha praticato la sua operazione, uccide meno, ma non è meno insidiosa. Il figlio del generale, Nando Dalla Chiesa, oggi rappresenta la commemorazione insieme a un gruppo di 40 studenti universitari di scienze politiche di Milano. Insegnare significa consegnare. Ti consegno qualcosa, questo l'ho chiarissimo. Tanti ricordi, d'altra parte stanno facendo così anche le persone che abbiamo incontrato e credo continueranno a farlo. Dalla Chiesa è stato un servitore esemplare dello Stato, ha invece detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La figlia del generale torna su quel periodo funesto. È la situazione soprattutto di isolamento in cui mio papà era stato lasciato dalla politica del tempo. Ne eravamo consapevoli, ma
per me che ero sua figlia era invincibile. Ero convinta che anche in questa situazione così complessa ce l'avrebbe comunque fatta. E adesso parliamo della scuola che, come ogni anno, diventa una vera e propria stangata per le famiglie. Incide soprattutto la spesa sui libri di testo, il diritto allo studio quindi rischia di trasformarsi in un vero e proprio lusso. Intanto nello zaino dei liceali va scomparendo il caro diario. Tonino De Mana. Si avvicina la scuola e incombe un'altra stangata sulle famiglie. Libri, zaino, astucci, materiale di cartoleria, tablet. Presentarsi in classe con tutto il materiale occorrente costa sempre di più. Non si bada a spese però per soddisfare le richieste di figli o nipoti, magari con la promessa di un maggiore impegno tra i banchi. Mentre per la scuola primaria i libri di testo sono gratuiti, la situazione cambia per gli studenti più adulti con il diritto allo studio che rischia di trasformarsi in un lusso. La spesa maggiore sono i libri, perché sono stati aumentati ingiustificatamente secondo il mio punto di vista, perché se una fotografia viene sostituita cambia il codice, cambia il codice, ma il libro rimane uguale, quindi è una spesa fatta in più. I libri veramente sono abbastanza costosi. È venuta anche la nonna per supportare economicamente? Sì, diciamo anche per così, per piacere. Tra libri, corredo e ricambi, un ragazzo di prima media spenderà un totale di 1.108 euro, uno di primo liceo un totale di 1.362 euro. Si devono aggiungere poi i prodotti tecnologici utili alla didattica che fanno registrare un aumento dell'8%. Nello zaino dei liceali trova sempre meno posto il diario. I segreti del caro diario anche loro in soffitta. I segreti resteranno fra le note del telefono ormai, perché i diari non più, oppure nei banchi che si scrivevano e poi si cancellavano per non far vedere ai professori che stavamo scrivendo nei banchi, oppure nei muri scritti piccoli. Ma il destinatario riusciva a leggerli? Non penso proprio. Ovviamente. Magari le scriviamo nei quaderni o nei quaderni dei nostri compagni per nasconderlo, per non farci capire che magari siamo noi. Il vecchio caro diario è stato mandato in soffitta dal registro elettronico, che non potrà conservare però emozioni, disegni e ricordi degli anni più belli. Lutto nel mondo della televisione, è morto a 70 anni il regista Natale Zennaro. Per oltre 30 anni ha firmato le più importanti produzioni televisive di Antenna Sicilia, dal seguitissimo show di intrattenimento Insieme alle maxi dirette in onore di Sant'Agata. Intuitivo, grintoso, sperimentatore e innovatore, Natale ha fatto la storia della televisione in Sicilia con programmi all'avanguardia come Twitter, che ha dettato le mode e le tendenze del mondo dei giovani negli anni 90. Ha anticipato tempi e modi di comunicare. Nel corso della sua lunga carriera si è anche occupato della regia di storici programmi sportivi come Sala Stampa e Rotocalchi al femminile come Part-Time. Lascia la moglie Francesca e 2 figli. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa madre di San Gregorio. Alla famiglia di Natale Zennaro le nostre più sentite condoglianze. E adesso cambiamo argomento. Dal 6 al 15 settembre torna anche quest'anno ad Acireale la storica Fiera dello Ionio, con tanti spazi espositivi, spettacoli e particolare attenzione alle famiglie. Simona Mazzone. Artigianato, agroalimentare, street food, spettacoli, laboratori e incontri, ma soprattutto spazio alla tradizione, da sempre cavallo di battaglia della storica Fiera dello Ionio, organizzata dal comune di Acireale e che torna dal 6 al 15 settembre, dalle 17 alle 23 e la domenica anche dalle 10 alle 13. Acireale non si ferma, Acireale in questo primo anno è stata e sarà una città assolutamente dinamica, vivibile, che diciamo attrae sicuramente tanta gente dall'Interland ma anche da fuori e che piace, diciamo, ai nostri concittadini. Una delle più antiche e importanti fiere siciliane, nata nel 1932 in prosecuzione della Fiera Franca di Santa Venera, ogni edizione si arricchisce sempre di più. Quest'anno, oltre agli stand espositivi, ci saranno numerose attività e laboratori per bambini con grande attenzione per le famiglie. Ci saranno appunto diversi laboratori, dai mascheroni in argilla alla creazione dei pupi siciliani, che in realtà viene proposto ogni anno, a un'animazione specifica dedicata ai bambini. Ci sarà la domenica 15 la prima edizione di una caccia al tesoro a cura del CSI e la domenica 15 avremo anche dei gonfiabili.
La Fiera dello Ionio sarà allestita lungo le vie principali del centro storico di Acireale, in Corso Umberto e Corso Savoia fino a Piazza Duomo. L'inaugurazione è in programma il 6 settembre alle ore 18. L'avvio avverrà attraverso una porta in cartapesta realizzata dagli artisti del Carnevale. Giusy Buscemi e Fioretta Amari, protagoniste del Festival del Cinema di Agrigento. Vediamo. Il valore della scrittura e delle parole nel cinema, ma anche una rassegna di dibattiti, proiezioni e tavoli di confronto sul cinema e il suo rapporto con la letteratura. Ad Agrigento, la strada degli scrittori apre le braccia al Festival del Cinema nello spazio Temenos di via Pirandello. A condurre la serata Felice Cavallaro, giornalista e direttore dell'associazione che da anni valorizza i luoghi di Camilleri, Sciascia, Pirandello. Nel corso del festival ci si sofferma su teatro, cinema e Sicilia. Tra le protagoniste l'attrice e docente di recitazione Fioretta Amari e l'attrice Giusy Buscemi. Io sono figlia di Fioretta Amari perché è stata Fioretta Amari 13 anni fa a vedere quel seme, quel fuoco dentro di me e dirmi: tu sei fatta per fare l'attrice, è il tuo mestiere. Prima di allora non ci avevo mai pensato, quindi è bellissima questa sera ritrovarmi qui con lei per parlare di grandi scrittori, per parlare di cinema e per parlare di quello che è stato, ma soprattutto di quello che sarà. La mia gioia di essere qua è indescrivibile. Felice Cavallaro è una persona che ho nel cuore e la mia adorata Giusy Buscemi, che la considero mia figlia, è un mio orgoglio. Si conclude venerdì 6 settembre con la serata Camilleri in avvicinamento al centenario della nascita dello scrittore, che sarà celebrato il prossimo anno. Noi ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco per parlare di calcio con il Catania che esce vincitore da questo esordio al Massimino contro il Benevento. Tutto questo tra poco, restate con noi. Bentrovati, adesso il calcio, il Catania vince all'esordio al Massimino, primo tempo quasi perfetto contro il Benevento, più difficile la ripresa, ma i rossazzurri hanno dimostrato di essere un gruppo e hanno chiarito il loro ruolo in questo campionato. L'1-0 finale è siglato da Carpani. Marco Carli. L'importanza di essere squadra, questo ha detto la partita del Catania con il Benevento, il gruppo cementato forse anche da un'estate difficile è granitico. Ma quando c'è lo spirito giusto, chi metti la prestazione la fa. Questa squadra in questo momento ha lo spirito giusto e su questo dobbiamo continuare a lavorare e alimentarlo sempre di più. E poi c'è il gioco, l'organizzazione data dall'allenatore, un primo tempo quasi perfetto contro una delle big del campionato. Squadra dinamica che attacca e difende come un corpo unico. Il gol è una naturale conseguenza, nonostante le assenze delle punte di ruolo ci pensa uno come Carpani che il gol ce l'ha nel sangue. 20 reti nelle ultime 2 stagioni, ma nessuna promessa. Promesse non si fanno, però il più possibile per aiutare appunto la squadra a raggiungere l'obiettivo prefissato e quindi se vengono con i gol miei meglio ancora, però l'importante è portare a casa il risultato. È stata anche la giornata di Pelligra che ha esultato per la vittoria e poi è stato ai nostri microfoni. Il budget è stato sempre a prendere quello che c'è bisogno. Vincenzo Crella con Mac e il nostro direttore hanno visto quello che c'era bisogno e hanno messo i giocatori giusti. Il secondo tempo è stato più difficile, il salvataggio di Sturaro sulla linea ne è il simbolo. Guglielmotti, che ha impressionato tutti nella prima frazione, chiude con una battuta. Sono contento di come è andata, il grosso problema è che c'è da durare 90 minuti, no? Il secondo tempo stavo in braccio a Sant'Agata. Ecco. Sant'Agata è il Catania, lo spettacolo del pubblico. Se i rossazzurri saranno spesso quelli visti nel primo tempo col Benevento, i tifosi avranno di che divertirsi. Continuiamo con la Serie C, non sarà Massimo Oddo il nuovo allenatore del Trapani. Saltata questa mattina la trattativa con l'ex allenatore di Pescara e Udinese, Franco Cammarasano. È saltato ancora prima di celebrarsi il matrimonio tra Massimo Oddo e il Trapani, quest'ultimo alla ricerca di un allenatore che sostituisca Alfio Torrisi sulla panchina granata. L'accordo di massima con l'ex allenatore di Pescara e Udinese è saltato stamattina, sembra per opinioni diverse su alcune clausole del contratto ancora da definire.
Il tecnico doveva arrivare a Trapani nella tarda mattinata di oggi e nel pomeriggio dirigere il suo primo allenamento dopo un incontro con i giocatori. Così non sarà. Adesso il Trapani dovrà orientarsi su altri nominativi e dovrà farlo in fretta, poiché incombe già la partita di Crotone in programma sabato sera. E adesso la Serie B, dopo il pari con il Cosenza, il Palermo inizia a pensare al prossimo impegno di campionato che sarà però dopo la sosta per le nazionali rosanero il 14 settembre a Castellammare contro la Juve Stabia. Marco Gullà. Un ruolo diverso, più vicino alla porta, che gli permette di essere sicuramente più incisivo. La nuova vita in rosanero di Checco Di Mariano a segno nel match contro il Cosenza per l'1-1 finale. Da quasi partente a eroe della domenica, il calcio a volte è strano e regala emozioni come quelle del Barbera. Sicuramente per me è un'emozione speciale. Da palermitano non segnavo da tantissimo tempo e mi sono tolto un peso. Sono contento, ma avrei preferito sinceramente non segnare, ma magari che sarebbe arrivata la vittoria. Una vittoria che il Palermo dovrà trovare dopo la sosta di campionato, ovvero il 14 settembre a Castellammare contro la Juve Stabia. I rosanero riaccenderanno i motori senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ovvero Desplanche, Diakité, Lund, Peda e Saric. Torneranno a disposizione di Dionisi invece Verre e Apois, ancora out Lucioni. E con questo servizio noi ci fermiamo, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.